Amici bellini, si deve fare un po' di prepartita perché c'è Napoli-Sassuolo e non parla Garcia, perché abbiamo capito che non parla Garcia, ma ha parlato De Laurentiis. Allora, diciamo che dobbiamo cominciare. Nel dare il benvenuto a Gennaro De Risi, vi iscrivete al canale come ha fatto lui e siamo tutti più contenti, ci divertiamo, ci facciamo l'approfondimento tattico e non tattico, perché poi ci sono anche delle cose che vanno capite. Perché De Laurentiis parla sempre di questa legge 91 che non gli sta bene? Cerchiamo di capire perché tutti riportano la notizia ma nessuno approfondisce qual è questa legge 91 eccetera eccetera. Quindi lasciate un like per l'approfondimento, e anche perché io quando poi faccio questi tipi di video, ecco perché non posso mai andare a fare dei numeri incredibili, perché non se ne fottono, tutti vogliono parlare di Veiga con un ambrabam tattico, e siamo anche stufi di parlare di Veiga, lo diciamo, anzi vi è piaciuto il fatto che abbia detto basta, l'abbiamo liquidata, secondo me è andata così, non ci interessava più di tanto, se era un affare era un affare, beh, nel frattempo è stato presentato ovviamente, e Twitter non è più un luogo sicuro, lo taggano proprio tutti questi arabi, poi alcuni tengono la spunta ufficiale, quindi uno pensa che sia qualcuno di importante. La spunta ufficiale si compra con $8, ragazzi, non è che stiamo parlando sempre di account ufficialissimi, quindi non lo so. E anche le traduzioni dall'arabo, se vedete qua la traduzione in inglese, l'accordo e la testa della casa è storico, corse maledice Napoli, Italian Field of Joy, il campo di gioia cresce intorno a me, abbiamo preso la copia originale, il Dio ha dato instead of insomma, loro insistono su questo fatto che è meglio aver preso Veiga di Zieli. Su YouTube proprio un frego, diciamoci la verità. E poi ci sono altre cose, loro spingono, dice adesso è ufficiale, la stagione prossima veniamo e ci pigliamo Lobotka, levatevi da mezzo perché altrimenti vi puniamo di nuovo. E stanno taggando De Laurentiis di continuo, quindi io spero che lui non reagisca, perché poi arriva l'incidente internazionale, e lo capirei pure. Poi ci sono delle risposte, ovviamente il napoletano, io qua è meglio togliere anche i nomi per una questione di privacy, però non ve lo leggo nemmeno, ve lo leggete da soli. C'è chi dice il più grande, abbiamo preso il più grande talento nella storia del mondo, voi Napoli, arriviamo noi a negoziare. Io poi ci andrei cauto sul più grande talento della storia del mondo, un po' più cauto. E la risposta di questo amico napoletano non si fa attendere, è di questo livello. E questa invece è la risposta degli amici bellini. Peppe Di Palma mette il prezzo a una scarpetta di Osimhen, ma potrebbe essere Lobotka. Venite, pigliateveli, ricominciamo da capo, non c'è nessun problema. Sta diventando tutto ridicolo, e andiamo a chiudere questo discorso, visto che siamo in prepartita e De Laurentiis dice una serie di cose. Andiamo a capire, perché ritorna sul discorso, è un'intervista fatta al Foglio, fatta al Foglio. Stanno discutendo degli avvocati, si ritorna alla questione di Spalletti, in una lunga intervista ritratto al Foglio dal caso legato a Luciano Spalletti con il tecnico che è stato già annunciato come nuovo CT, nonostante la clausola da 3 milioni che sarebbe dovuta essere pagata. Mamma mia come scrivono bene. Spalletti mi disse: sono molto stanco, ho bisogno di un periodo sabbatico per coltivare la terra, perciò lo lasciai andare. Però quel che gli passava per la testa lo sa solo lui. Le polemiche si possono rincorrere, ma Mancini già lo sapeva che andava in Arabia anche lui, perché adesso Mancini è diventato commissario tecnico dell'Arabia. Mancini avrà telefonato a Spalletti, probabilmente me ne va, se ti interessa sicuramente ti chiamano a te, chissà se ci sono queste cose dietro, ma ci interessa poco. A me interessa capire che ha in testa della Meloni, perché continua ad attaccare tutti e tutte, perché anche con la Meloni la politica frena il calcio, serve un tavolo con la Meloni. Il passaggio dal cinema al calcio non è stato difficile né traumatico, ma interessante. Quando le cose sono interessanti diventano anche facili. De Laurentiis, stai facendo un pochino il presuntuoso. Beh, andiamo avanti. Ho avuto la fortuna di fare la gavetta in una famiglia che mi ha permesso di conoscere tutte le componenti dell'industria dell'audiovisivo, di diventare imprenditore e non prenditore, di acquisire coraggio. Perciò quando ho preso il Napoli ero convinto che avrei imparato velocemente i nuovi meccanismi. Politica e
calcio si convinceranno mai a rispettare 24 milioni di tifosi che sono anche elettori, e non spiega bene quale sarebbe questa forma di rispetto nei confronti dei tifosi di cui parla De Laurentiis. L'obsoleta legge 91 dell'81 che regola lo sport professionistico, di recente parzialmente modificata, andrebbe tutta cancellata unitamente alla legge Melandri. Il settore va liberalizzato, leghe e federazioni non aiutano la modernizzazione dell'industria calcistica, esprimendo una visione troppo vincolata al passato. Purtroppo da sempre i politici si sparano addosso e anche loro non favoriscono la vera crescita industriale del settore. Intanto il nostro calcio fatica rispetto ai tornei di altri paesi. Queste sono le cose che lui dice, ma non specifica quale parla, perché la legge 91 parla di tantissime cose e lo andiamo a capire. Qual è la situazione che non piace a De Laurentiis? Le soluzioni: la Meloni dovrebbe aprire un tavolo, amo Napoli, Los Angeles e Londra, mi spiace che mia moglie svizzera non mi abbia fatto alternare a Roma il lago di Lemano di Ginevra per coltivare la mia passione per la vela, ma ormai il calcio mi ha bucato tutti i weekend, il Napoli non mi addormenta né ferisce, mi bacia e io l'adoro, l'immagine più bella è quando mi allontano sul mare, la vedo progressivamente più distante e un'impressione che mi abbraccia. Molto poetico De Laurentiis in questo caso. Differenza tra cinema e calcio: un regista ha il copione scritto nei particolari e se la sceneggiatura è buona non può sbagliare il film. Nel calcio e invece ci sono storie, ce lo raccontava qui, di film che poi diventano un flop perché magari arriva la produzione che ti manda degli elementi mentre tu stai girando e dici questa cosa non la fa, quell'attore deve avere più spazio, inquadra qua. Si possono sbagliare i film anche con grandi registi. Nel calcio invece non puoi prevedere, il risultato di ogni partita sarà sempre 1x2, c'è il campionato, ci sono le competizioni europee, infortuni, squalifiche, bla bla bla. Allora io qua mi sono segnato un pochino di punti della legge che secondo me non piacciono a De Laurentiis, però se voi, io ho fatto questa ricerca, si torna se voi scrivete De Laurentiis legge 91 dell'81 con un'analisi tattica ambrabattica, tra l'altro si parla anche di Ambrabam, si parla di Amrabat, un'offerta del Napoli, non lo so se è tutto vero, vediamo, perché a me mi intriga moltissimo. Insomma, sole 24 ore, sta bene la poltrona, tutto a posto. Calcio, accordo sui diritti TV. Non vi leggo tutto perché ragazzi, se avete voglia fate screenshot, ve lo potete leggere. Voglio solo sottolineare che questa storia risale al 2011 e mano a mano si continua a dire sempre la stessa cosa e non cambia assolutamente niente. Si accumulano solamente articoli di giornale e cronaca di un De Laurentiis contro cui De Laurentiis, ma comunque non è cambiato mai nulla. E stiamo parlando del 2011, quindi di ben 12 anni fa. In questo caso si parla di diritti TV, che vi ripeto, vi ho sempre detto, è la prima e forse unica cosa che interessa De Laurentiis. Entra nel calcio per gestire i diritti TV, poi con il Napoli entra dentro, cerca di farsi conoscere, adesso la sua voce ha un potere, ha una risonanza mediatica importante perché è il presidente del Napoli, quello è l'interesse principale suo da sempre, ed è anche logico perché ha capito che è un settore dove si potrebbe guadagnare di più e si guadagna poco. In questo caso, l'ultima l'ha detta quest'anno, insomma, che c'era stato il litigio nell'assemblea, sempre per quanto riguarda i diritti TV, e qua ritorniamo al 2011. Comunque, per quanto riguarda la legge, in quella sede, oltre che di nuovi stati, di investimenti sui vivai, di enormi anticontraffazioni, la legge della pirateria di oggi, e di revisione della legge 91 dell'81 sul professionismo sportivo. Insomma, anche in questo caso si parlava di diritti TV, ma ritorna questa legge che evidentemente è restrittiva per alcuni tipi di scelte e soprattutto è nelle mani della federazione e della Lega. È questo che non sta bene a De Laurentiis, vorrebbe più autonomia. Questa storia ritorna per esempio nel 2013, vedete, il Napoli va a lezione dall'Arsenal e sullo stadio prova ad emulare il modello Highbury Square a dispetto della legge 91 del 1981, perché i limiti della legge 91 1981, seguire l'esempio dell'Arsenal con gli investimenti immobiliari realizzati per finanziare la costruzione del nuovo stadio potrebbe non essere semplicissimo. C'è da superare i limiti dati dall'articolo 10,2 della legge sul professionismo sportivo dell'81 che impone alle società calcistiche di svolgere
esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali, escludendo ogni altra iniziativa economica. Certo, c'è il precedente dell'investimento effettuato dalla SPAL nel 2012 in un impianto fotovoltaico diretto a sostenere le finanze del club, iniziativa inizialmente bocciata dalla commissione disciplinare della FIGC, che aveva inflitto 15.000. Cioè, rendetevi conto che quello che sta dicendo De Laurentiis: io voglio tenere lo stadio, lo voglio tenere aperto tutto il tempo, deve fare guadagni e anche voglio fare pure i matrimoni, ha detto De Laurentiis. Ma ecco dove lui dice questa legge, perché non ce la spiegano, ed è importante capire anche i motivi per cui De Laurentiis ogni tanto va a scontrarsi con questa cosa qua. Perché sono restrittive, perché ti limitano e non ti permettono l'iniziativa di poi creare anche situazioni che possono aiutare il fatturato, con fondamentalmente, perché sempre di soldi parliamo. E poi chiude: una sfida che, c'è da scommetterci, non spaventerà il presidente De Laurentiis dai suoi propositi. Ma parliamo del 2013, esattamente 10 anni fa, e niente è cambiato. 2015, Napoli, De Laurentiis: Doyen nel calcio, regole poco uniformi. Lotito, il presidente partenopeo, dice la sua sulla regolamentazione sportiva. Quando si parla di regolamentazione sportiva, sempre della legge 91 parliamo, e in questo caso si parlava dei fondi che si stavano affacciando, e De Laurentiis ha parlato all'ingresso del fondo Doyen nelle regole. Ci sono troppe nel calcio, ci sono troppe, mamma mia, proprio non avete proprio ci sono troppe regole poco uniformi. Da quando i club sono diventati spa, e questa è anche una cosa importantissima, cozza con il diritto sportivo e con la legge 91 dell'81, che va riscritta, e invece la Lega si ostina a mantenere. Il calcio non è tutelato. Lotito parla di 3 anni per ridurre il numero delle squadre. Qua parliamo del 2015, no, 2015, ancora si diceva abbassiamo il numero delle squadre, però forse è meglio che le manteniamo a 20 perché mi servono i voti per rimanere. Voglio, vi rendete conto che è tutta politica? Il Napoli può vincere lo scudetto? Calcisticamente sì, e il resto non saprei. 2017, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato ascoltato oggi dalle 14 della commissione, all'epoca Rosy Bindi. Il patrono azzurro ha parlato a 360 gradi del mondo del calcio. Dall'81 esiste una Lega, non è mai stata aggiornata, siamo ostaggio degli stati, non possiamo fare nulla, non si possono avere rapporti. Sono contento di questa audizione, che credo debba dare corso a un seguito di rapporti con le rappresentanze per i fondati. Bisognerebbe fare tabula rasa, ma l'Italia è il paese dei compromessi e del non si può fare. In Serie A c'è un caos totale, non è pensabile l'assenza dello Stato, non esiste una mentalità valida, la legge 91 va abolita. Bisogna imitare il calcio inglese, anche da un punto di vista legislativo, basta vedere cosa hanno fatto con gli stadi il San Paolo, e lo sappiamo. Qual è il problema mio? È che alla fine, visto che lui si esprime così, di questo articolo noi cosa ci ricordiamo? Ci ricordiamo solo la frase finale dove lui dice il gabinetto. Però in realtà lui vuole andare più nel profondo e magari sistemare delle cose che per burocrazia non funzionano e ti limitano in quello che potrebbero essere attività e iniziative imprenditoriali importanti. Questo parla meglio, che forse attaccare tutti che cosa hai risolto in 15 anni, in 20 anni che hai attaccato tutti? Non è cambiato niente. Allora magari cambia strategia, affrontala in maniera più morbida, visto che le idee le hai, e forse non lo so, è un tentativo che si può fare. 2019, il contratto collettivo dei calciatori, da cui parte la battaglia legale di De Laurentiis. Qua ritorniamo al discorso dell'ammutinamento, perché nella riforma che si fece nella legge 91 si stabilisce quelli che sono anche i rapporti legali tra il datore di lavoro e il professionista calciatore, e quindi se il professionista calciatore non si muove in un certo modo, può il datore di lavoro licenziarlo per giusta causa. Tutta una serie di cose burocratiche e anche cavilli, che quando fu il momento dell'ammutinamento lui disse: oh loco, come mi posso muovere da qua? Il presidente del Napoli annuncia che andrà fino in fondo dopo l'ammutinamento. Il contratto collettivo dei calciatori prevede la possibilità di una sanzione automatica del 5%, fino al 25% si può arrivare se si avvia un procedimento al collegio arbitrale. Oggetto della discussione la natura del ritiro imposto dalla società. Ve lo ricorderete benissimo, i calciatori ritenevano che fosse un ritiro punitivo che non si può fare. De Laurentiis diceva no, è un modo per conoscerci meglio, e poi si andò a pesci fetentissimi. Tra le varie cose che dice questa legge, il contratto individuale stipulato nelle forme suddette deve essere depositato presso la federazione sportiva o presso la lega di appartenenza, che lo approva perfezionando. Quindi non basta nemmeno mettere sotto contratto
contratto giocatore, tu devi mandare la cosa, deve arrivare in tempo, loro lo devono approvare. Secondo me questa cosa De Laurentiis dà fastidio. Il contratto tra sportivo professionista e società professionistica deve necessariamente contenere la clausola di rispetto da parte dello sportivo delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici, insomma anche quello che è il codice etico comportamentale. Ci sono una serie di cose che i calciatori sono tenuti a fare e a rispettare. Sono di regola inserite anche clausole compromissorie con le quali le eventuali controversie relative all'attuazione del contratto siano deferite a collegi arbitrali speciali, autorità giudicanti presso il CONI. Insomma, quando non ti trovi, quando ci sono le dispute, per esempio, si potrebbe fare con la situazione di Spalletti. Tutto questo a De Laurentiis conviene, perché poi se hai tu la ragione dalla parte del manico, puoi sfruttare queste cose che sono regolamentari. Una cosa che secondo me a lui non piace è questa qua: il contratto di lavoro non può avere durata superiore ai 5 anni. Questa è una cosa che avviene in Italia, non avviene in tutte le altre federazioni. Insomma, in Inghilterra si possono fare contratti più lunghi, mi pare l'ultimo mi pare che è stato Caicedo, che c'è un contratto di 10 anni, una cosa del genere. Come va fuori da questa regola De Laurentiis? Con la famosa opzione a favore della società, dice 1+1 lo posso decidere io e quindi se la allunghi quando vuoi tu, oppure poi tra un anno puoi fare un altro contratto di 5 anni e quindi come se l'avessi fatto di 6. Gli obblighi di De Laurentiis: dal dato del datore innanzitutto occorre fare riferimento alla disposizione dell'articolo 10 comma 1 della legge in esame. Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata. Qua mi piaceva sottolineare una cosa, perché alcuni amici belli dicono: ma come? Noi non siamo in borsa. Essere società per azioni non significa essere quotati in borsa. Tu devi essere per legge una società per azioni o una società a responsabilità limitata per fare la società di calcio. Ecco, quando il calcio diventa da sport, diventa impresa, devi essere una società per azioni. Essendo una società per azioni, tu sei controllato a livello finanziario anche da altre leggi, no? Che sono quelle statali, però non devi per forza essere quotato in borsa e quindi le tue azioni essere a disposizione di chi se le vuole comprare. Questa poi è la differenza. Dice: la Juventus è quotata in borsa, il Napoli è una SpA ma non è quotata. Vedete, si mirava al risanamento finanziario anche mediante l'osservazione di norme sulla formazione e sulla pubblicità del bilancio. Queste cose qua secondo me a De Laurentiis non piacciono molto. L'obiettivo della corretta gestione delle società sportive professionistiche è andata oltre, introducendo un sistema più rigoroso di controllo da parte delle federazioni, il quale si avvale di una serie di meccanismi tra i quali si segnala l'obbligo, previsto dal comma bla bla bla, del deposito del contratto di lavoro presso la federazione per l'approvazione. Vedete come tutto alla fine un po' più meccanizzato, un po' più lungo, le lungaggini per fare delle cose, anche per fare i contratti, e anche il fatto che se tu poi non rispetti queste leggi e queste situazioni burocratiche, poi dovresti andare incontro alle famose maxi multe. Ecco perché poi uno va in freva, uno fa tutte le cose come le deve fare, con lungaggini, e si arriva anche a 1001 notte. C'è chi non lo fa e hanno le maxi multe da decine e decine di euro. Insomma, ragazzi, questo è quanto. De Laurentiis, spostiamoci con un Ambrabam tattico perché dobbiamo fare la formazione. De Laurentiis non parla mai a caso. De Laurentiis cerca da anni di cambiare delle cose per suo tornaconto personale, perché ha delle idee che magari secondo lui funzionano, alcune possono funzionare, altre no. Guardando la storia di Berlusconi fatta da cronache di spogliatoio, io mi sono reso conto che De Laurentiis veramente vorrebbe essere il nuovo Berlusconi, perché Berlusconi cambiò la storia del calcio italiano, però in maniera completamente diversa, cioè con grandi investimenti di denaro, e cambiando proprio il modo in cui le società si dovevano approcciare al mercato. Io spendo, io pago così, ho l'impero alle spalle e me lo posso permettere, gestisco e tengo anche la comunicazione, come si racconta il calcio per quanto riguarda la mia squadra. Secondo me De Laurentiis vorrebbe veramente avere quel tipo di approccio là ed essere considerato il
il visionario che ha cambiato il calcio in meglio, però senza quell'investimento squarcione che faceva Berlusconi. Le idee ce l'ha, però sono 10 anni che le dice e sbatte contro un muro, e quindi continua a farlo. Non lo so se ci sarà una eventualmente una risoluzione di queste cose, qualcosa accadrà. Temo di no, perché se poi non hai i rapporti politici per farlo, non te lo fanno fare. Allora, Gollini lo mettiamo in panchina. Credo, ragazzi, che sarà così la formazione. Ce la dobbiamo inventare, perché se non parla Garcia, eccetera eccetera, l'ambiente, la Champions, allora togliamo Ostigar, togliamo Nathan, consideriamolo magari in questa settimana si è allenato benissimo e gioca lui, non lo possiamo sapere. In questo momento scelgo Oliveira per una questione di fisicità, non lo so, perché se non me lo fate parlare come faccio a sapere? Zielinski lo mettiamo qua, Lobotka qua, Anghissà lo considero recuperato, quindi togliamo Cajuste, togliamo Gaetano e togliamo anche Elmas, che mi piacerebbe onestamente vederlo un pochino in attacco. In questo momento vi tolgo anche Raspadori e vi tolgo Lozano, e immagino un Napoli con questo 4-3-3, con la conferma di Politano per i due motivi di qui sopra, per il fatto che è mancino e che quindi se metti Oliveira, questo è il dubbio che ho, Raspadori qua, Mario Rui qua, per avere un mancino che rientra anche per i calci piazzati. La conferma di Politano, che comunque ha segnato, non lo vorrei mortificare, dice segnato, panchina, e invece no. Sfruttare il fatto che magari sta in fiducia ed in forma, il ritorno di Kvara, la conferma di Osi, Politano, Anghissà che diciamo che ha recuperato, Zielinski che la rabbia eccetera eccetera, adesso deve dimostrare che abbiamo fatto bene a puntare su di lui e non sul giovanotto. E questo è quanto. La differenza rispetto al video di ieri è che a quanto pare Dionisi ha detto Berardi si sta allenando, sta arrivando al 100%, ma non è pronto per Napoli perché si è allenato poco. Questo cosa vuol dire? Evviva, non c'è Berardi, senza dubbio ci conviene, però attenzione a De Frel perché è proprio storico. Da New York, Valerio Fluido è tutto, lasciate like e iscrivetevi al canale, perché sapete benissimo che questi tipi di video dove si va nelle cose nell'approfondimento anche giuridico eccetera eccetera non attecchiscono molto i giovani d'oggi, e quindi dovete darmi una mano.